Probabilmente non aveva previsto che esibirsi in uno spogliarello in un locale pubblico di fronte ad una platea di donne che festeggiavano l'8 marzo lo avrebbe portato di fronte alla commissione disciplinare della Polizia Locale di Venezia. La gente spogliarellista per una notte pensava tutt'al più di essersi esibito tra amici, oltretutto si trovava fuori dalla provincia di Venezia, ma distanze e contesti hanno assunto un'importanza relativa in epoca di smartphone e un video inevitabilmente girato con un cellulare durante la performance ha altrettanto inevitabilmente iniziato ad essere condiviso in giro fino a raggiungere i confini comunali di Venezia e destare l'interesse di quelli che si definiscono uffici competenti del suo luogo di lavoro. Per gli agenti è infatti previsto un codice di comportamento da osservare anche fuori dall'orario di servizio quando si dismette la divisa e che evidentemente non comprende la possibilità di uno striptease in pubblico. Intanto la voce della vicenda ha preso a spargersi in città. Il giovane, sostengono in molti, ha sostanzialmente solo peccato di ingenuità e probabilmente la vicenda si concluderà con una tirata d'orecchi.